buongiorno. Antenna 3? Nessuna voglia di parlare alla Sertec di Biancade. Lo shock per quanto accaduto questa mattina è ancora forte. È qui che intorno alle 11 si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio 43enne di Bassano del Grappa, dipendente di una ditta esterna di manutenzioni, stava effettuando un intervento sul tetto del capannone dell'azienda specializzata in serigrafia, quando per cause che ora dovranno essere chiarite dai tecnici dello Spisal, la copertura avrebbe ceduto, facendo precipitare l'uomo per circa 8 metri. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, che dopo aver stabilizzato l'operaio lo hanno trasportato al Cafoncello di Treviso. Significativa l'immagine che riporta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, giunta sul posto poco più tardi. Si poteva intuire vedendo il foro sul muro e quindi sul muro del tetto, e quindi si è visto chiaramente il volo che la persona ha fatto da un'altezza di 9 metri. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, giunti con 3 mezzi, tra cui l'autoscala, per mettere in sicurezza la copertura del magazzino. L'operaio nella caduta ha riportato un politrauma e si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La prognosi al momento resta riservata. Il mio auspicio è che la persona possa riprendersi, il lavoratore possa riprendersi completamente dall'infortunio e guarire quanto prima e senza postumi. Sconvolti, racconta la prima cittadina, anche i titolari e dipendenti della Sertec. Dipendente di un'altra impresa di manutenzione, al di là che non fosse un dipendente dell'impresa, al di là che non sia un concittadino, il dispiacere è ovviamente fortissimo. Quando ti trovi di fronte a queste situazioni non puoi che rimanere scioccato, traumatizzato. È qualcosa che non si vorrebbe mai nel mondo del lavoro, non si vorrebbe in nessun altro luogo.